Il militare, ho fatto il militare a Pesaro, 28esimo reggimento fanteria Pavia Car. Qualcuno ha fatto il militare con me? 28esimo reggimento 1939, niente, neanche uno. Finalmente, perché in tutti i paesi hanno fatto il militare con me. Ce n'è uno ha detto, ma anche mia sorella ha fatto il militare con te. Pesaro, Fano, Falconaro, Rimini, Riccione, Cattolica, Ancona, tutta quella zona lì. Quindi tutto il giorno a marciare, ginnastica, poi la sera libera uscita. Andavamo a cercare le tedesche, c'erano le spiagge piene di tedesche, si vedevano le spiagge bionde, si sentiva ja e nos bellissimo. Uscivo con un certo Pirasa di Villanova Monteleone, lo chiamavamo Pirasa il bastardo, perché sembrerebbe che il primo Pirasa della storia di cognomi sardi sia un bambino che la mamma aveva abbandonato sotto un albero di pere. E chi l'ha trovato l'ha chiamato Piras, non poteva chiamarlo Susinos. Si viraesti virasiada. Infatti a quei tempi i bambini che venivano trovati abbandonati gli mettevano il cognome del punto dove veniva trovato, una pianta di pere selvatica, Pirastu. Se non sapevano che pera era, Piloti. Poi c'era la famiglia Melas, la famiglia Figus, c'erano tutti fiori, gente abbandonata. Io ho trovato il mio cognome, immaginatevi, a Orgosolo. Orgosolo nasce il mio cognome, è uno spazio tra una casa e l'altra, non è uno spazio dove si può passare, è un urgu, perché quando soffia il vento emette un suono e quel suono è pari a un ruggito, una specie di ruggito. Quindi il mio primo antenato fu abbandonato lì, quindi sono razza bastarda anch'io.